praticamente siamo arrivati all'altare. Vediamo se oggi è presente il sacerdote. Eccolo qua. Sta già salutando, grazie mille. Un po' ci sei mancato, eh. Sei tu che vuoi rimanere qua in questo luogo. Sei tu che vuoi rimanere, bravissimo. Quando la conferma comunque ha un'energia. Tu. Oppure prima di te ce ne sono stati altri, ma hanno scelto un'altra dimensione. Fammi capire. Eccolo lì. Quindi tu non sei l'ultimo. Ma tu eri il migliore di tutti. Tu eri il più grande sacerdote. E quindi questo posto ti appartiene. È il tuo. Questo. E tu avevi qualcosina in più rispetto a loro. La tua vocazione era diventare sacerdote. Hai ricevuto la chiamata. Non è proprio chiamata. Infatti non è proprio chiamata. Questa. Grazie tu. Non è chiamata. Ma doveva svolgere dei compiti prima di diventare sacerdote. Allora avevate altri pretendenti, non c'eri solo Sta tu. congelando. Riprendiamo. Il sacerdote voleva spegnere le luci. No, sei calmato. In questi giorni fai qualche rituale. Ma aspetti la luna piena. Poi che andiamo via, le nostre conferme le abbiamo avute. Tranquillo. Ci sono delle candele. No, delle candele, facciamo Volevo mettere. un po' di candele. Mettila che tu dici. Guarda, come ti sei avvicinato? Sei qua. Riesci a spegnere la candela? Non ce la farà mai luce. Spegni la candela. Se fai una mandrata la spegni. Dai, provaci. Ti sta aiutando la candela. Se vuoi prendiamo l'ossidiano. No, non c'è bisogno. Con la pietra c'è. Dai. Vuoi continuare a comunicare con noi? Sei molto giovane. Adesso non mi ricordo. Faccio alza la voce. Sei molto giovane. Oh, eri anziano. Non mi ricordo poi. Non me lo ricordo. Vediamo il... Anzi, sono l'idea di non prendere l'Ecovox. No. Cosa faccio? Il... Cos'è? È qua. Sì. Cos'era? Io direi di concludere, tanto animali. Non era cinghiale. No, questo.
ragazzi di fare le ultime domande. Quanto ci siamo non si sa. Il sacerdote. Ma non. Boh. Che animale è? Una calinella d'acqua. Non riesco a vederla. Cos'era? Una gallinella d'acqua. Una gallinella là. Una gallinella d'acqua. Cioè, ti devo portare allo zoo? Cioè, ti devo insegnare gli animali? Ti regalo le costruzioni? Sacerdote ci sei? Sono rare. Sacerdote? Sei qua con noi ancora? Spegni la luce. Grazie. Sì, c'è. C'è. Ma mi devi spiegare una cosa. C'è un capo. Ma perché comunichi? Non comunica. Cazzo il culo, c'è ragione, si sta male. Taglio. Che taglio, taglio. Aia. Se lo metti ti picchi. Allora. Gira. Fai vedere. Allora. Ci sei sacerdote ancora, poi c'è. Ha messo qua. Non è possibile. È vicino a noi, Ma non c'è. C'è. C'è paura. Non c'ho paura, non c'è. Se mi ha detto che è di mare, dov'è? È vicino. Sacerdote, ma sei tu? Allora, la scorsa volta era col gufo. Questa volta con cos'è? Un'anatra. È un grillo. È un grillo. Sei il sacerdote. Questo freddo. Sacerdote, sei tu. Io c'ho più paura degli animali, ragazzi, che non delle entità, ricordate. Perché le entità non possono fare niente. Cosa è passato? Taglio. Cosa è passato? Vabbè, sacerdote, ci sei. Dai. Sei qui. Ti faccio questa candela. Eccola lì. Le candele gli piacciono adesso. Vuoi che te le lasciamo? Ti possono aiutare queste candele? Vuoi fare qualche rito con lui adesso? Cazzo. Bellissimo, illumina e sta zitto. Interessante. Non facciamo solo paranormale, ma anche l'ambiente. La chiappa animale. Allora, cosa si fa di solito nei riti di luna nuova? Si lasciano le candele accese. Secondo me per una nuova semina. Ammazziamo qualche animale, qualche rito di sacrificio umano o animale. Francesco ammazza il grillo. No, il grillo è. Che ammazza Francesco. Vabbè, andiamo facciamo cose serie. Sacerdote, sei ancora qua con noi? Sì, oggi non prendiamo niente EcoFox, mi dispiace. Ma comunichiamo solo col K2. Vabbè, sacerdote. Ce l'abbiamo fatto? Non si sa, non lo lo diciamo. so, non abbiamo il telefono. Non abbiamo il telefono, ma è notte fonda, come vedete. Adesso, Ringraziamo il sacerdote per aver potuto nuovamente comunicare con lui e che ci ha fatto concludere le indagini.
perché anche l'altra volta con le candele si sono accese, c'è data la conferma che prende energia dalle candele. E ce l'ha confermato adesso. L'ha confermato un po'. Sì, a me. Quindi Ti ringraziamo per averci dato... adesso ci penso io. Non vedi, mi teme già. Allora, quindi Ringraziamo il sacerdote per averci dato la possibilità di comunicare nuovamente con lui. lo ringraziamo di tutto, ci ha dato anche oggi delle belle conferme. Ringraziamo il super grillo, cos'è non si sa. Dov'è? Cos'è quello? La cosa va, quella cosa miniatura, La cosa verde. quella cosa verde. Non lo vedo. Nel puntino. No. Vabbè. Siamo giunti alle conclusioni, anche questa indagine lo abbiamo portata a termine e ringraziamo il sacerdote, ringraziamo anche il Grillo. Grillo, no, il grillo. E adesso mi sa che le conclusioni, ecco, E non molla, ragazzi. vuoi che andiamo via? O vuoi che aspetta, vuoi che andiamo via? Le poche comunicazioni che abbiamo avuto comunque sono state potentissime. Ti ringraziamo. Ti ringraziamo eccolo qua. Ti ringraziamo per la comunicazione. Poi che concludiamo qua. Allora, chiudiamo qui l'indagine qua nell'altare e vogliamo ringraziare il sacerdote per la comunicazione che ci dà sempre. Vediamo se più avanti torniamo qui, ma abbiamo già tutte le nostre risposte. Spero che il sacerdote rimanga qui, si trova bene, che non ci segua. Vediamo tutte le porte che abbiamo aperto e gli auguriamo lunga vita in quella dimensione dove si trova. Visto che lui ha chiesto di rimanere qua. E lui vuole rimanere qui in questo luogo. Magari più avanti riuscirà a oltrepassare se lo può, ma lui sta bene qui e aspetta i suoi riti, le sue stagioni, le sue lune, la piena, l'estate, la primavera, per fare i suoi riti con tutti quelli che sono rimasti in questa necropoli. Del suo crocifisso umano tra Sassari e Porto Torres. Vi invitiamo di venire a vederlo di giorno, è un posto bellissimo. Poi se non riuscite iscrivetevi al nostro canale, così lì potete vedere tutta la nostra storia all'interno di questa necropoli. E come team di ricercatori di paranormale siamo i primi ad andare in una necropoli. Andate nella playlist e cercate su crocifisso umano. E iscrivetevi al canale. Per far crescere la nostra passione adesso vediamo se ce la con me. Aumenta pure il volume. Ce la con me, non posso farci niente. E lui conferma. Ce la con me. Sì. Grazie a tutti ragazzi, concludiamo le indagini, iscrivetevi al canale, alla Perché prossima. Ce l'ha anche con te, guarda. C'è anche con Gabriele, no? Io finisco la registrazione così ragazzi, perché questo grillo non ci lascia in pace oggi. Speriamo che sia solo il grillo. Grazie E sacerdote. anche il cinghiale. No, non va a cinghiale. Ciao.